Cavalli in partenza per la seconda corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 6 al via, 1 Girl of the Day, 2 Giselle Trio, 3 Gloria Baba, 4 Gattuso, 5 Goan KB Leone, 6 Gemma Griff. Favori in chiusura per Goan KB Leone con Marco Stefani in sediolo, alternativa principale Girl of the Day. Macchina intanto che accelera con la velocità iniziale di Goan Capabileo, che cerca di sorprendere tutti e di assumere l'iniziativa, e in 100 metri lo fa superando proprio Girl of the Day, che precede a sua volta Giselle Trio, quindi Gloria Baba, ancora Gattuso che lascia in coda Gemma Griff. 200 iniziali in 15,1, partenza svelta da parte di Goan Capabili Leone, che dal 5 si è portato subito a condurre e ora completa un quarto iniziale già in fase di decelerazione, 31,2 con 16,1 di secondo parziale. Incollato alla scia c'è sempre Girl of the Day, Giselle Trio in terza posizione, Gloria Baba, Gattuso e Gemma Griff chiudono il sestetto. 600 che se ne vanno in 47,7, non cambia nulla tatticamente anche al passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana alle spalle del favorito Goan KB Leone. In seconda posizione c'è sempre Girl of the Day e in terza Giselle Trio, mentre ha mosso Gattuso che progredisce dopo 800 in 1, 3,5 e la sua scia è presa da Gemma Griff. Gattuso gradualmente raggiunge Giselle Trio, avvicina anche Girl of the Day e intanto se ne va il chilometro iniziale in 1,19,6. Fin qui ha potuto graduare a piacere Marco Stefani con Goan KB Leone. In seconda posizione Girl of the Day con a fianco Gattuso, ancora Giselle Trio e Gemma Griff. Gloria Baba a chiudere. 400 alla conclusione, il parziale ora in 15,1. con Goan KB Leone che si mantiene in vantaggio su Girl of the Day. Gattuso non progredisce più lungo la corda, Giselle Trio, retta d'arrivo Goan KB Leone su Girl of the Day che prova a sprintare il suo esterno. Girl of the Day di spunto, trova in difficoltà Goan KB Leone per passare agevolmente nel finale e vincere sullo stesso. Al terzo finisce Giselle Trio. 1,17,4, 29,9 a chiudere. Di spunto Alessandro Gozzadoro con Girl of the Day viene a vincere questa seconda all'Arcoveggio. Andiamo a rivedere le battute conclusive. In vantaggio c'è Goan KB Leone che ha cercato di moderare lungo il percorso ma non gli ha lasciato scampo Girl of the Day che è passata agevolmente nel finale. Una lunghezza sul traguardo per l'allieva di Alessandro Gozzadoro che piega così Goan KB Leone. Successo per Girl of the Day, Alessandro Gozzadoro in salchi e al training per conto del signor Jean-Pierre Barjon.